Migliaia di ordini disdetti è un settore che già vede di fronte a sé il baratro del disastro economico, con le serre piene di fiori e piante che nessuno acquisterà. Il florovivaismo veneto vale 1.600.000.000 e non si placa la denuncia preoccupata del settore dopo l'ordinanza del governatore Zaia che impone la chiusura dei garden. Colpo durissimo, lo ha definito il presidente di Coldiretti Daniele Salvagno, per ben 1.500 aziende del settore, senza che siano previsti ristori per ora. Volti di imprenditori anche giovani che ora vedono letteralmente sfiorire i loro investimenti. Da quando è iniziato questo periodo di emergenza noi abbiamo ovviamente chiuso immediatamente il nostro punto vendita e ci siamo fermati anche con i mercati. Abbiamo continuato solamente con la consegna a domicilio di verdura. Poi ci è stato dato la settimana scorsa il via libera dal Ministero dell'Agricoltura che ci ha permesso la riapertura del punto vendita e la consegna a domicilio del fiore reciso. Eravamo pronti per ripartire con i mercati e abbiamo invece avuto un ulteriore stop con il decreto della Regione Veneto che impedisce di fatto ai florovivaisti di aprire garden e punti vendita e ne impedisce di partecipare ai mercati. Credo che il segmento della floricoltura sia stata la prima a dover impattare con questa emergenza, riportando gravissimi danni, soprattutto perché i nostri prodotti sono prodotti stagionali e che di conseguenza trovano il suo interesse proprio nella stagione che corre. Sul sito internet di Coldiretti Padova le aziende fanno rete per portare ai padovani i profumi e colori della primavera e si organizzano con la consegna di piante e fiori a domicilio, ma di certo non è la stessa cosa. Diciamo una soluzione alquanto anomala per quanto riguarda le piante che generalmente vengono viste e piaciute, nel senso che vengono acquistate per i loro profumi, per i loro colori e per le emozioni che convincono il cliente all'acquisto. Pur non potendo entrare in azienda, le porte dei vivai sono quindi aperte. Al telefono o via mail si potrà pensare ad una Pasqua almeno rallegrata da piante e fiori. Questa per noi è una settimana molto importante. È in generale per il settore florovivaistico un periodo molto importante perché la primavera significa una ripartenza dopo un periodo particolarmente difficile che è l'inverno, in cui comunque noi siamo quasi totalmente fermi con la vendita. In più subiamo anche la concorrenza olandese che comunque non si è mai fermata e continua a vendere fiori in Italia. Noi comunque diamo il meglio, stiamo preparando tantissime idee per Pasqua. Il nostro è un grande grido di aiuto perché quando sarà finita, e mi auguro presto, questa emergenza ci sarà veramente da rimboccarsi le maniche e da partire molto probabilmente per molte delle nostre aziende da zero.